Una lunga e intensa settimana per entrambe le formazioni, che termina al Palafenera, a distanza di appena 4 giorni, nuovamente al tie break. Questa volta la Reale Mutua Fenera Chieri si arrende, lottando alla Unet Work Busto Arsizio. Avvio più che positivo per le padrone di casa, che allungano sul 13-6, costringendo coach Musso a esaurire i time-out. Chieri, trascinata da un'infuocata Frantì, allunga così fino al 25-15 finale in grande scioltezza. In apertura di secondo set, le Bustocche ribaltano il -4 fino al 4-5 a proprio favore, percentuali pressoché identiche per entrambe le formazioni, con una Busto tuttavia molto fallosa in fase di battuta. Alla fine a spuntarla in un vero e proprio fotofinish è però Busto che chiude 23-25. Le bianco-blu impongono il proprio gioco fino a metà del terzo set, quando le avversarie pareggiano i conti sul 16-16, sfruttando Mingardi sia in attacco ma ancor di più dai 9 metri. Il rientro in campo di Chieri dal suo ultimo timeout è fondamentale per chiudere subito il parziale 25-21. Nella quarta frazione, invece, le padrone di casa sono costrette a inseguire, con coach Bregoli che stavolta esaurisce i timeout già sul 10-15. Ai 4 errori a servizio, Busto rimedia però con 2 battute vincenti, mentre tra le fila di Chieri il turnover in campo non dà tutti i frutti sperati. Alla fine le ospiti si impongono 20-25, trascinando così la sfida di San Valentino al quinto e decisivo set. Un avvio di tie break giocato punto a punto fino al 4 pari, quando Busto mette la freccia e doppia le avversarie fino sul +5. Non bastano le migliori percentuali e il maggior numero di muri, alla fine è la Reale Mutua a cedere 9-15. Le collinari continuano così a muovere la classifica, mentre le farfalle, che non sono quelle nello stomaco degli innamorati, riescono a dar fastidio e a vendicare la partita di andata, unico scivolone di questo 2021 per loro. Camilla Mingardi, a referto con 25 punti e il 47% in attacco, festeggia il premio MVP. Sì, assolutamente, sono contentissima di questa vittoria, soprattutto per il corso del match. Abbiamo avuto dei momenti di difficoltà e nonostante quello abbiamo continuato a spingere. Si è visto anche il secondo set che abbiamo vinto in super rimonta. Noi siamo queste, stiamo dimostrando di essere una squadra molto unita con tantissime soluzioni d'attacco e penso che stasera l'abbiamo fatto vedere. Sono veramente fiera della mia squadra per questa grande vittoria.